Noi siamo soltanto quelli che devono subire. Se decidono di mettere la centrale ce la dobbiamo tenere, se decidono di fare la chimica pesante ce la dobbiamo tenere finché non fallisce, come adesso si sta vedendo all'Alcoa, a Portovesme, a Porto Torres, lasciando il nostro territorio avvelenato in qualche maniera, in qualche caso anche in maniera irreversibile. Una bella responsabilità per questa generazione, cioè la nostra generazione, la generazione oggi vivente, in un modo o nell'altro ha permesso tutto questo, ha permesso l'avvelenamento di questa terra. È vero, la nostra responsabilità forse è limitata anche perché forse non abbiamo neanche le armi per reagire, però un'arma ce l'abbiamo ancora, è il nostro popolo. L'arma più potente che possiamo mettere in campo è il nostro popolo. Ecco perché questo comitato sta promuovendo un referendum sulla questione nucleare, ma ne avevamo già promosso uno sulle scorie che stanno lavorando, i cosiddetti fumi di acciaieria, che stanno lavorando qua vicino nell'Iglesiente, e un altro ancora sulla presenza delle armi militari, delle armi nucleari alla Maddalena. E in quel caso si è rivelata vincente quell'arma. Gli americani sono andati via, non sarà perché abbiamo promosso quel referendum, ma comunque quel referendum con le bandiere in mano a gridare slogan. Non basta più, bisogna chiamare tutto il popolo sardo, senza distinzione di ideologia, senza distinzione di età, di classe sociale, perché è una questione che riguarda tutto il popolo. Cioè non è che il nucleare fa male solo ai lavoratori o solo ai datori di lavoro o solo ai capitalisti o solo ai cattolici o solo agli islamici, fa male a tutti. È una decisione che passerà sulla nostra testa e che pregiudicherà il destino e il futuro dei nostri figli. Bene, questa generazione deve dimostrare in quel referendum che è ora di dire basta, che abbiamo già dato troppo con il nostro territorio. Ci hanno tolto i gambali per farci vestire le tute blu dell'industria. Adesso però manco quel processo è reversibile, perché se anche volessimo lì nell'Iglesiente o a Porto Torres rindossare nuovamente i gambali per tornare sulla terra, non è più possibile farlo, perché quella terra l'hanno avvelenata. Quella terra è oggi avvelenata, non si può coltivare niente, non si può coltivare l'uva perché l'uva non si può vinificare, non si possono coltivare lattuga e melanzane perché non si possono mangiare, il bambino non può giocare con la terra perché se si sporca le mani rischia di essere avvelenato dal piombo che hanno sparso sul nostro territorio. E beh, allora vogliamo andare avanti ancora con questo modo di fare, con questi modelli portati da fuori da chi ha già distrutto il suo territorio e vorrebbe oggi distruggere anche il nostro. Non se ne può più, è arrivato il momento di dire basta. Ed è inutile puntare sulle elezioni, perché abbiamo visto che le elezioni non funzionano, perché le elezioni sono sotto ricatto, le elezioni sono già decise dalle tribù. Chi è il primo candidato, chi è il secondo, chi è il terzo, e nessuno di quelli si ribellerà. Tutti abbaieranno. Al Consiglio regionale hanno votato una mozione contro il nucleare. Certo, si può abbaiare alla Luna, perché tanto la Luna non si può mordere. Lo sanno benissimo i loro padroni d'oltremare, e li lasciano abbaiare, tanto non succede niente. Possono votare anche qualsiasi cosa rivoluzionaria, tanto poi loro rimarranno perfettamente indifferenti e andranno avanti. Oggi nell'ultimo telegiornale di Canale 5 è stato comunicato che una sede probabile, comunicato Enel, che una sede probabile della centrale nucleare sarà Oristano. Adesso inizierà il gioco,
il solito gioco per saggiare qual è la resistenza di questo popolo, perché a seconda della resistenza che mostrerà questo popolo loro decideranno solo ed unicamente in base ai loro interessi. Se decideranno di aggiungere a questa terra alla servitù militare, alla servitù di cava, alle sabbie silice, se decideranno di aggiungere la servitù energetica, lo faranno. Hanno paura soltanto di una cosa, di voi. Hanno paura di voi, hanno paura che la gente si pronunci, hanno paura che la gente trovi uno spazio di condivisione nel dire no, basta, non vogliamo più sottostare a quello che voi decidete. Questo è quello che dobbiamo fare, per questo stiamo raccogliendo le firme per chiedere un referendum regionale in base ad una legge regionale, la numero 20 del 57, che per fortuna abbiamo e che hanno tentato anche di modificare, e per fortuna non sono riusciti, la legge c'è ancora, e in base a quella legge possiamo raccogliere 10.000 firme pulite, portarle alla Corte d'Appello e portarle poi al Comitato elettorale regionale ed indire un referendum che porti il popolo sardo a pronunciarsi su un quesito semplicissimo. Sei tu contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio e lo smaltimento di scorie radioattive da quelle residuate o preesistenti, perché anche quello, cioè, ci vogliono portare con la scusa che abbiamo le miniere dell'Iglesiente vuote, le riempiamo di scorie radioattive, così sono più belle, più luminose. Bene signori, non mi voglio prolungare in nessun comizio, perché tanto comiziare non serve a niente, serve soltanto a prendere coscienza, cioè che ognuno di noi vale qualcosa se è messo insieme agli altri. Bene, è giunto il momento di mettere tutti questi nostri valori e farli pesare, per far capire a chi non lo vuole capire che questo popolo è stufo di subire.